La mia vita è frenetica, perciò ero tra un viaggio e l'altro, no, per motivi di contratti ero sempre in viaggio e ovviamente la presenza era tutto per me. Sono una famiglia umile, di tradizione di gondoliere, e anche questo è un lavoro nobile che è unico al mondo. E poi chi sono sempre stato un ragazzo un po' ambizioso che sognava fin da bambino di volare oltre oceano e di partecipare ai miei sogni che sono diventati realtà, cioè lo sport. Con questo sport attualmente sono arrivato campione italiano, campione europeo e campione mondiale. Mi sono ritirato imbattuto e i miei sogni sono diventati realtà. Tutto questo però ha penalizzato un po' la mia vita sociale, perché vivendo con lo sport un po' estremo, dalla box al wrestling, ha causato a me tutti i cazzotti tra allenamento pre e dopo negli anni, che ho dovuto per 40 anni circa andare sempre dai dentisti, spendere miliardi di soldi e non ho mai trovato una soluzione perfetta. Il problema in bocca è come tu non avessi una gamba e un braccio, sei sempre un invalido. Questo non ti dà serenità e la sicurezza di avere un dialogo, sei privo di un sorriso perché sai i tuoi limiti. E se lo fai sempre con la testa cupa, perché non sei il padrone di te stesso. La mia vita è frenetica, perciò ero tra un viaggio e l'altro, no, per motivi di contratti ero sempre in viaggio e ovviamente la presenza era tutto per me, era il biglietto che serve, perché se ti presenti male il tuo cash va subito giù. È come un bel abito, vedi già l'aspetto, perché conta anche il primo impatto verso il business, che devi essere in ordine dal tacco ai capelli. La vita è già cambiata. Da quando ho fatto questa ultima protesi, che ho trovato per me un sogno, che era forse, spero che sia l'ultimo. Ovviamente la vita mia sportiva ormai mi sono ritirato e vorrei vivere la vita tranquilla con gli amici e ridermi col cuore in bocca, proprio con l'anima, senza avere timori, devo guardarmi di là, il dente che non va bene. Tutto questo è liberarsi di tutto, senza scheletri nell'armadio, ecco.